Sesta giornata nel campionato Under 17 regionale, amici della Wii Sport, è il momento di trovare la continuità per la giovanile Calcio Messina dopo l'ottima vittoria in trasferta per 4-0 contro la Messana di fronte all'Academy Barcellona di Mister Milone, che nell'ultimo turno ha perso per 2-1 contro l'Orsa Promosport. Vediamo allora l'11 scelto da Mister Patti per questo incontro, con Cassi, De Francesco, Cucinotta, Lorè, Mendolia, Monteleone, Ruggeri, Bazzemo, Ragusa, Abate e Capillo. Maglia rossa, pantaloncini blu e calzettoni bianchi per quanto riguarda la giovanile Calcio Messina. Maglia bianca invece per l'Academy Barcellona. Pronti via, Abate, cross dentro, Monteleone sul secondo palo, svetta e fa 1-0. Giovanile calcio che parte a 1000 all'ora con il gol da parte dell'ex Gescal Monteleone, il difensore centrale bomber che non ti aspetti ma che fa 1-0 per i ragazzi di Mister Patti, che continuano a spingere. Minuto 6, rimessa laterale, ci prova Ruggeri, il suo destro però non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa dalla Rosa. Minuto 8, ancora Cucinotta, ottimo il suo avvio di partita, qui riesce a servire Capillo, mette il pallone all'indietro, ci prova ancora una volta in girata Ruggeri, che però non riesce a far male alla porta avversaria. Poi Lorè, qui il velo da parte di Ruggeri, Ragusa salta il diretto avversario, Ragusa tu per tu con la Rosa, prova il pallonetto, Ragusa e fa 2-0 ancora giovanile calcio in gol. La rete da parte dell'ex Real Ritiro e Camaro, Ragusa che raddoppia, e nel giro di 11 minuti è già 2-0 per la giovanile calcio, che mette subito in chiaro le cose. Sarà un primo tempo a fortissime tinte giallorosse, perché al minuto 28 è ancora una volta la formazione padrone di casa a rendersi pericolosa, qui con Capillo che sventaglia il pallone allontanato alla difesa dell'Academy Barcellona. Ci prova direttamente Abate con questa conclusione coraggiosa che però non inquadra lo specchio della porta. Minuto 36, il lancio da parte di Ragusa per il partner di reparto Ruggeri, qui con il pallonetto scavalca difensore e portiere, poi non riesce ad arrivare all'appuntamento col gol del 3-0, se la prende col palo Ruggeri, oggi maschera protettiva per lui quando il signor Lopresti fischia due volte e manda le due squadre a riposo. 2-0 per la giovanile Calcio Messina grazie ai gol realizzati al secondo minuto da Monteleone e all'11esimo da Ragusa. Calcio di punizione, ci prova subito Ruggeri a trovare il colpo del KO, il calcio di punizione però viene neutralizzato in due tempi dalla Rosa. Entra Carpenzano nelle file della giovanile Calcio Messina, qui gran colpo di tacco di Ragusa per De Francesco che entra in area di rigore. De Francesco mette all'indietro per Abate, a tutto il tempo per prendere la mira, il destro che però non gira abbastanza e finisce sul fondo. Si resta sul 2-0 quando finalmente anche la formazione di Mister Milone si rende pericolosa con questa conclusione da parte di Nania, che però sorvola la traversa a difesa da Cassi. Continua con i cambi Mister Patti con ingressi in campo da parte di Centorrino. Poco dopo sarà il turno anche di Arnò nelle file della giovanile Calcio Messina. Attacca l'Academy Barcellona e qui deve recriminare, perché su questo lancio arriverebbe il gol del 2-1 da parte di Nania, ma il direttore di gara Lopresti annulla tutto per posizione di fuorigioco chiamata al limite da parte del direttore di gara. Calcio di munizione di Arnò che qui impegna la Rosa, che in presa plastica fa sua la sfera. Continuano i cambi nelle file della giovanile Calcio Messina, fuori Ragusa, dentro Barbagallo, poi c'è un corner, Arnò sul punto della battuta crossa dentro, proprio Barbagallo si rende pericolosissimo mettendo il pallone di poco al lato. Ruggeri allarga sapientemente per Carpenzano che dà nuova verve all'azione. Carpenzano dentro, Centorrino prova a cercare il gol del 3-0, non riesce a trovarlo per questione di centimetri. Triplice fischio alla Garden di Mili, la giovanile Calcio Messina continua sulla scia positiva delle ultime settimane, vince 2-0 grazie alle reti tutte nel primo tempo, prima di Monteleone e poi di Ragusa. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima.